Eccoci insieme anche quest'oggi, cari telespettatori. Dedichiamo questo capitolo odierno ad approfondire le varie manifestazioni della violenza nei confronti delle donne, ma non soltanto. Vedremo di approfondire insieme anche quelle che sono le tutele, le normative, vedremo di capire chi si occupa di questo, spostandoci questa volta in un'altra parte della nostra regione, quindi non soltanto i grandi centri, abbiamo reso noto dove possono andare le persone che si trovano in certe realtà, ma nel Veneto orientale, in modo particolare a San Donà di Piave, quindi a questo bacino strategico di realtà logistica, dove esiste, si è creata da non molto tempo, dal 2008 che è stata fondata, la Fondazione Ferioli e Bo, di cui ne abbiamo il presidente, che è Roberto Bellio. Grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Presidente anche del centro antiviolenza e anti-stalking La Magnolia, sempre di San Donà di Piave, che ci racconterà prima un po' di questa realtà, come è strutturata, cosa fa, cosa è il centro La Magnolia, poi ci sono anche altre strutture che nel frattempo siete riusciti a creare, ma soprattutto andremo a sviluppare con lui il tema della violenza, per tenere sempre sensibilizzate le persone, per far capire che acquiescenza eccessiva, silenzio non servono, non risolvono il problema, quindi ci vuole anche un passaggio educativo che è fondamentale, culturale ed educativo. Una volta che lo si acquisisce tutti, il problema lo si supera automaticamente, poi diventa di altre fasce, di altre situazioni culturali, però almeno da noi potrebbe essere superato. Allo stato attuale, Presidente, come siamo messi? Parliamo del Veneto orientale. Come siamo messi? No, siamo messi in una regione, la regione del Veneto, che con la legge 5 del 2013 ha legiferato, e lo dico subito in maniera positiva, e ha stabilito finalmente i criteri per quanto riguarda la creazione, la formazione e la gestione dei centri di violenza. Quindi come Regione ha fatto una legge, questa legge 5, che ha dato delle disposizioni e ha impartito delle disposizioni, nonché ha finanziato anche i centri di violenza per far sì che questi siano in maniera omogenea, lavorino tutti con uno stesso standard e tutti possano quindi dare un servizio appunto omogeneo nella regione alle persone che si rivolgono a questi centri di violenza. Nello specifico nel Veneto orientale rispecchia un po' quello che è il Veneto stesso. C'è una situazione chiaramente di violenza domestica, prevalentemente domestica, molto assopita, dove molte donne non hanno ancora preso consapevolezza del fenomeno e quindi della gravità del fenomeno, e molte non si avvicinano ai centri di violenza o non denunciano i fatti che subiscono per una serie di problematiche forse anche culturali che si portano e ci portiamo dentro anche come veneti, che è quello di tenere le cose all'interno della nostra famiglia, della nostra piccola comunità. E un po' come chi appunto si ricorda nei piccoli paesi, i fatti tutti li sapevano ma nessuno li denunciava, e quindi abbiamo ancora un po' questa nostra tradizione culturale veneta che ci porta a tollerare certi episodi, e invece noi cerchiamo i centri di violenza con tutta un'operazione anche non soltanto di aiuto e sostegno a chi subisce violenza, ma anche quella di prevenzione, di andare nelle scuole in buona sostanza, di parlare, di essere qui anche oggi, è quella di parlare di questo fenomeno e far sì che questo fenomeno invece venga sempre più recepito da chi lo subisce o da chi è vicino a chi lo subisce, per sostenere queste vittime e poterle fare uscire di casa per recarsi dai servizi preposti e quindi essere aiutate e sostenute. Ecco, il vostro centro, ci sono appunto a livello istituzionale, come lei diceva, a livello regionale c'è l'organizzazione relativa, però ci sono i centri riconosciuti ufficialmente. Voi in modo particolare avete raccolto dei fondi, siete riusciti a creare che cosa? Perché anche questo è importante, sì, perché non è che poi queste associazioni, questi centri siano presenti ovunque, no, nel territorio, no, mancava in modo particolare nella realtà, nel Veneto orientale. Noi nasciamo nel 2008. Nel Veneto orientale non c'era un centro specializzato per affrontare questa fenomenologia della violenza e dello stalking, tant'è che nel 2008 viene creata questa fondazione che si chiama Ferioli Bo,
Fierioli Bo sono due cognomi di due persone, il signor Fierioli non c'è più, ma la signora Bo è quella che ha memoria del marito, ha contribuito, dando dei fondi, ha contribuito a creare proprio una fondazione, prendere una struttura, creare questa struttura proprio dedicandola a questo tipo di intervento, quindi creando uffici, una vera e propria sede dove appunto fare sì che all'interno di questa fondazione, nello statuto stesso lo dice, è quello di tutelare le vittime di violenza e di stalking, quindi donne vittime di violenza e stalking con i loro figli. Quindi creando questa fondazione si è fatto il centro antiviolenza all'interno, è un centro antiviolenza che si chiama La Magnolia. E questo centro antiviolenza quindi è andato a prendere, a coprire, a sostenere tutte quelle persone che abitano nella zona del Veneto orientale, quindi nella parte del Veneto orientale. Non solo, è stata creata sempre, quando è stata creata nel 2008 la fondazione, si è pensato anche di creare delle case protette. Cosa sono le case protette? Le case protette sono degli appartamenti a indirizzo segreto, dove le vittime di violenza queste donne con anche i loro figli, che devono uscire velocemente da una situazione di violenza ormai talmente pericolosa, dove possono, rivolgendosi a noi, ma anche gli stesse forze dell'ordine che intervengono su una violenta lite in famiglia o vengono a conoscenza di fatti di violenza, possono far trovare alloggio a queste vittime, quindi avere un momento di serenità, di trovare un momento di tranquillità, perché possano in questa maniera essere tutelate, allontanandosi dal cosiddetto maltrattante, cioè dalla persona che fa loro del male. E quindi l'indirizzo segreto è fondamentale proprio per questo, per non farle trovare, in attesa che poi chiaramente o le forze dell'ordine o la magistratura facciano il loro corso e vadano a perseguire questo soggetto violento, e facendo sì che l'equipe del centro di violenza, possa sostenere psicologicamente e anche legalmente, con una tutela legale, quindi tramite le avvocatesse che lavorano nel nostro centro, possano sostenere questa vittima e anche i propri figli in un percorso chiaramente giudiziario, ma anche psicologico. Ecco, quindi c'è un supporto psicologico, un supporto anche dal punto di vista legale. In genere gli esiti dei casi, che in questi anni, il tempo vola perché sono 8 anni circa che state operando, come sono stati? I casi sono stati, diciamo, positivi perché abbiamo trovato, intanto noi ci ricordiamo molti casi nei quali facciamo come si può dire, una specie di ricordo della persona, il primo giorno che è entrata dentro e l'ultimo giorno che se n'è andata fuori, no? E su questo sono stati positivi, perché noi ci ricordiamo tante donne che sono rivolte a noi, che scappavano da situazioni di violenza con i propri figli in braccio, portate magari dalle forze dell'ordine al nostro centro, e dopo hanno trovato ospitalità nelle nostre case protette. Quindi scappavano da situazioni di violenza con solo gli indumenti che avevano addosso, e poi a distanza di mesi, con un supporto psicologico, con chiaramente anche un aiuto economico, perché noi forniamo a 360 gradi tutto ciò che può servire ad una vittima che scappa da una violenza, quindi non dall'indumento, appunto, dal sostentamento economico, alimentare, e rinforzandola psicologicamente. Poi, quando hanno spiccato il volo e sono uscite da questa situazione, le abbiamo viste completamente cambiare e tornare con il sorriso, quel sorriso che al momento dell'accesso al nostro centro, alle nostre case protette, in quel momento non avevano. Più che sorriso, magari avevano anche ferite, no? Avevano dei segni. E quindi c'è stata soddisfazione, c'è stata soddisfazione, c'è stata anche la soddisfazione, viene data anche dal fatto che molte di queste signore, di queste donne, tornano al centro, perché il programma, poi ne parleremo, che noi facciamo, non è solo quello di ti faccio fare il colloquio con la psicologo, con l'avvocato, una stretta di mano e te ne vai, no, ma è di tenerle sempre vicino al centro, anche con dei gruppi di automutuo aiuto, dove ex donne che hanno subito violenza possono sostenere, aiutare altre donne che invece magari la stanno in quel momento subendo. E quindi abbiamo dei gruppi di automutuo aiuto, e abbiamo anche dei laboratori, ne abbiamo uno in particolare che si chiama
Cucire per ricucire, che è un laboratorio artigianale dove queste donne si incontrano e possono creano proprio in vestiti, bomboniere, chi più ne ha chi più ne metta, proprio per avere un momento di socializzazione, un momento anche di confronto e nello stesso tempo fare insomma un qualcosa di bricolage che possa appassionare. Quindi il riscontro è positivo quando queste persone che hanno spiccato al volo ritornano lo stesso al centro e possono aiutare e sostenere altre donne. Questa è la cosa importante. Ecco, ma la violenza si manifesta non soltanto a livello lesivo delle lesioni personali, ma lesioni anche di cose o persone che possono stare vicino alla persona che viene reso oggetto di violenza, quindi dei beni che la circondano. Può essere una violenza anche di carattere verbale, però che umilia, depriva la persona della dignità, oppure psicologica, molto fine, molto nel lungo periodo, violenza economica, ricatti di vario genere, quindi ci sono molteplici espressioni della violenza che si insinua peraltro, per lo più abbiamo dati eclatanti al riguardo, tra le pareti domestiche. Per fortuna c'è una diminuzione nell'ultimo anno rispetto ai dati del 2013 che erano proprio un'acme spaventosa, però sempre più tra le pareti domestiche, tra persone, tra coniugi prevalentemente. Questa è la cosa più devastante, cioè la persona che dovrebbe essere più vicina alla donna, viceversa è quella che la colpisce maggiormente, più che non casi esterni come uno può andare ad immaginare. È sempre più difficile però combattere questa forma di violenza, perché poi si insinuano altre due componenti. Quando c'è la violenza poi fisica ci sono le lesioni, ma se non c'è la violenza fisica di un altro genere, la persona diventa vittima di un sistema, come fa a denunciarlo? C'è la credibilità, che è un altro aspetto importante, e la minimizzazione della violenza. Sì, il problema appunto è riconoscerla, perché finché la violenza è facile riconoscerla, finché lascia un segno sul corpo. Quello mi ha picchiato e mi ha fatto l'occhio nero. Tutti se ne accorgono, qualcuno ti può anche dare una mano, o comunque te lo fa notare, e ti può anche dire non tollerare più che ti metta le mani addosso. Ma quando questa violenza non è fisica, quindi non lascia il segno e che molti si possono accorgere, ma anche la stessa vittima guardandosi allo specchio se ne può accorgere. Quindi quando diventa una violenza psicologica o una violenza economica, cioè la dipendenza dal proprio partner per quanto riguarda un sostentamento economico, e quindi appunto il proprio partner ti dice e ti obbliga a seguire le sue indicazioni perché è lui che ha i cordoni della borsa ed è lui che ti autorizza a comprarti, non so, il rossetto, piuttosto che ti controlla il portafoglio quando vai a fare la spesa e quindi non ti dà neanche quella possibilità di essere indipendenti in alcune scelte banali, che potrebbero essere banali, come appunto comprare il latte piuttosto che la frutta. E dove appunto hai un partner che ti dice ogni giorno e ti instilla uno stato di sicurezza e di, non mi viene ora l'aggettivo, dicendoti tu non sei nulla, tu senza di me non sei nulla, anzi guardati, sei la più... Quello che sto dicendo, apro e chiudo una parentesi, sono quelle frasi che le signore che vengono nel nostro, sono quelle storie che le donne quando vengono da noi riferiscono e ci dicono appunto, lui per anni mi ha sempre detto che io non sono una buona a nulla, che non sono capace di cucinare, di stirare, che sono come mia madre, ha sempre, anche davanti ai figli, mi ha sempre denigrato, io non sono una buona a nulla. E questo... Quindi nasce dai genitori già questo meccanismo? Tante volte nasce anche da un qualcosa che viene anche a livello familiare, da una cultura familiare, no? Da una cultura familiare che vede l'uomo che deve avere una supremazia nei confronti della donna. Quindi quella cultura familiare che porta ancora la donna a essere relegata al ruolo di Cenerentola in casa, e l'uomo quello che va a lavorare, certo, porta a casa la borsa con il denaro. E quindi la donna deve stare sempre su quell'angolo, no? Come una volta... nelle nostre famiglie patriarcali gli uomini parlavano a tavola, le donne stavano in cucina, no? O dovevano accudire i figli, no? Questo retaggio, pur essendo passati diversi anni e la cultura chiaramente è cambiata, ce lo portiamo dietro, ce lo portiamo dietro forse proprio come parliamo del nostro Veneto, come anche cultura veneta, e questo ha fatto sì che il denigrare la donna anche proprio come persona, come nel suo ruolo, questa violenza quindi psicologica o come dicevamo prima economica, non lasciando questo segno, fa sì che tante persone non se ne rendano neanche conto di essere oggetto di una violenza, ma introitano questo tipo di ruolo,
ok? E non riescono a uscirne. Poi magari sono i figli che crescendo dicono mamma, ma perché tu accetti questo da papà? Sono Quindi tante danno volte la sveglia in i qualche modo. figli che glielo dicono, o che dicono, perché i figli appunto sono magari più acculturati, riescono a documentarsi, sentono e dicono ma è giusto che tuo papà ci tratti così, perché ti devi far trattare così? E allora magari questo aiuta, no? O il figlio stesso che dice mamma io non posso più sopportare questa situazione. Allora queste sono quelle piccole scintille che fanno poi nascere all'interno di una donna la volontà di dire il basta. Non lo tollero più questa cosa. Che età hanno le persone che si No, rivolgono? l'età è varia perché per esempio dalle statistiche che abbiamo noi dell'anno scorso, noi abbiamo fatto, se le posso dare, l'anno scorso abbiamo seguito 103 persone, 103 donne. L'età varia da un minimo di 20 anni a un massimo di 58 nel caso delle statistiche del nostro Sì. centro di violenza dell'anno scorso. E, e questo vuol dire che insomma non c'è una età di media, perché andiamo appunto, come ho detto, dai 20 anni ai 68. C'è anche un fattore culturale, perché qui stiamo parlando in maniera molto generica, però dopo dovremmo incominciare anche a dividere in base all'etnia di queste donne, no? Infatti volevo parlare anche dal punto di vista dell'etnia, cioè della provenienza socio-culturale Socioculturale e esatto. religioso, tra l'altro, che questo influisce molto anche la religione nella violenza. E noi lo stiamo vedendo e modestamente ci stiamo attrezzando, ma forse proprio come politiche sociali a livello nazionali non siamo pronti, come dicevamo, ad affrontare questa fenomenologia di una cultura che si sta evolvendo, che non è più la cultura solo quella nostra tradizionale italiana, quindi la tradizione cattolica, ma si sta evolvendo con nuove etnie che abbiamo nel nostro Sì. paese e nuove culture che si affacciano. E dovremmo capire, incominciare a ragionare anche noi nelle nostre politiche sociali, anche nazionali, che tipo di interventi fare, perché noi lo vediamo per esempio quando andiamo nelle scuole, che le scuole sono un po' il termometro della situazione, parliamo di scuole primarie e secondarie, dove per esempio ci sono classi multietniche, no? E non ci sono, e le insegnanti ci dicono che hanno molte difficoltà a lavorare con alcuni ragazzi perché non sono attrezzate nell'affrontare, diciamo, non soltanto a livello linguistico ma a livello culturale alcuni argomenti che sono sul programma didattico italiano. Quindi è un lavoro che va fatto. Tornando a noi invece, noi cerchiamo di attrezzarci lavorando con dei mediatori culturali, i quali possono anche far comprendere a delle donne che magari non sono italiane e non sono appunto, non sono di religione o sono di altre religioni, a capire di non dover più tollerare un certo tipo di violenza o di prevaricazione da parte dell'uomo, no? Per fattori appunto culturali. Questo è assai difficile. Lo riescono a fare non tanto le signore, le donne, le mamme, bensì le nuove generazioni, le figlie. È lì che è possibile quindi intervenire in qualche modo. Sì, con difficoltà, con difficoltà. Chi sta cambiando, e noi lo vediamo, sono le generazioni di figli che nascono in Italia, che prendono il nostro tipo di cultura e lì c'è la frizione, specialmente nell'età adolescenziale. Molte ragazze vanno in attrito, in conflitto con il padre, per esempio, o con la stessa madre che tollera o che addirittura sostiene il padre in alcune scelte, no? Di abbigliamento, di costumi, di usi. E lì stiamo vedendo che incominciamo C'è un passaggio. c'è un passaggio, sì, sì. E tante ragazze giovani, lo dicono anche gli operatori dei centri ascolto nelle scuole cosiddette superiori, si rivolgono perché non tollerano più situazioni di prevaricazione maschile all'interno della loro famiglia, no? Ah, addirittura sono arrivati Sì, quindi. sì, quindi c'è Ma questo. intervengono anche i genitori a volte oppure no? Allora, il problema con i genitori è proprio quello, legandoli al fatto che se sono genitori di altre culture si trovano a non voler magari accettare questo tipo di cambiamento da parte delle loro figlie o lo osteggiano, no? Poi lei me lo insegna,
i fatti di cronaca poi No, riportano no, ma infatti c'è anche questo fatto spesse recentissimo di questa ragazza turca che è stata uccisa proprio Eh per... sì, perché la famiglia non voleva e quant'altro. Quindi sono fenomeni che vanno analizzati, vanno anche pianificati. Purtroppo stiamo sempre lavorando sull'emergenza, no? Sì, sì, ma infatti dopo parliamo anche di se è Eh. possibile attuare un qualche cosa di, sì, di previsione, di supporto a evitare poi le situazioni drammatiche che poi per sanarle ce ne vuole un po' di tempo. Andiamo intanto in pubblicità, pochi secondi e poi ritorniamo.